Rieccoci in diretta, siamo ancora ovviamente nella nostra maratona che ci porterà fino a tarda sera a raccontarvi gli esiti e i verdetti di questa tornata elettorale. Ovviamente all'interno di questa maratona ci sono anche i nostri telegiornali e i telegiornali si collegheranno con tutti i nostri inviati per dare tutti gli aggiornamenti. Fra poco ci collegheremo anche con Padova, non solo per raccontarvi del voto a Padova, e sappiamo che c'è questo vantaggio abbastanza forte di Sergio Giordani su Peghin, sul suo avversario Peghin, ma anche per velocemente aprire una finestra sulla festa di Sant'Antonio, insomma l'altro grande evento della giornata di oggi. Intanto ringrazio gli ospiti che si stanno arrivando per questa seconda parte della maratona elettorale. Intanto è già arrivato, e lo saluto, Raffaele Speranzoni di Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buon pomeriggio ormai. Buon pomeriggio, quasi sera. Ci sta per raggiungere anche l'europarlamentare della Lega, l'onorevole Gian Antonio D'Arè, e abbiamo però fra poco, lo vedo si sta collegando anche Giacomo Possamai, consigliere regionale del Partito Democratico, e fra poco lo vediamo, ma prima andiamo a Jesolo. Uno dei nostri telespettatori, ve lo ricordo, potete mandare sms e WhatsApp al 340 321 8806 per le vostre impressioni, le vostre richieste, e ci chiedeva di Jesolo. Allora andiamo da Nicola Marcato proprio a Jesolo. Nicola. Ecco, buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori. Sono a Jesolo, nel quartiere generale di Christopher Dezzotti. Qui c'è un profuso ottimismo perché diciamo che su 22 seggi sono stati scrutinati 8 e con una percentuale del 40-45% danno per vincente Christopher Dezzotti. Martin lo danno al 30%. Diciamo che se vanno avanti così le cose dovrebbe essere un ballottaggio fra le due fazioni di centrodestra. Dunque Dezzotti, c'è ottimismo, Felice? Sì, c'è ottimismo, ovviamente un cauto ottimismo. I primi numeri ovviamente li stiamo prendendo con la dovuta cautela, però confermano un po' le previsioni e le proporzioni che avevamo in mente, quindi di essere sopra il 40%, tranquillamente sopra il 40%. Abbiamo fatto una campagna elettorale cercando di ragionare solamente sui nostri numeri. Al momento sono confermati, quindi dovrebbe essere un ballottaggio, quindi andremo con un buon margine di vantaggio, e questo ovviamente ci mette nelle condizioni di essere ottimisti per l'esito del ballottaggio per 2 settimane. Ecco, Dezzotti è appoggiato dalle liste civiche Jesolo Bene Comune, Progetto Civico e Civica per Dezzotti. È appoggiato anche dal Partito Indipendenza Veneta e Fratelli d'Italia. Renato Martin, l'altro candidato del centrodestra, è appoggiato da Forza Italia, Jesolo al centro, Lega e lista civica Renato Martin. Poi ci sono altri 2 candidati di centrosinistra, Roberto Rugolotto, che è l'unico candidato del Partito Democratico, e Antonio Lunardelli, appoggiato da Jesolo in Movimento, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana e Leu. Vi ricordo che qui a Jesolo Valerio Loggia è stato sindaco per ben 2 mandati con l'appoggio di Forza Italia e del Partito Democratico. Un'alleanza che poi di fatto si è sciolta e adesso c'è stata questa rottura, e tanto che il Partito Democratico ha deciso di presentare un unico candidato in Roberto Rugolotto. Questo ha creato però anche poi una spaccatura nel centrodestra con 2 candidati. E Christopher Dezzotti cosa ci può dire di questa spaccatura? Ma noi abbiamo lavorato fin dall'inizio, qualche mese fa, delle trattative per queste elezioni per tenere unito il centrodestra. Avevamo detto chiaramente al tavolo del centrodestra che era necessario, e questo è confermato probabilmente anche dall'esito di questo primo turno, era necessario proporre una forte proposta di rinnovamento proprio alla luce dei 10 anni in cui Forza Italia e PD hanno governato assieme, 10 anni in cui noi siamo stati all'opposizione in maniera ferma e coerente. Eravamo convinti che fosse necessario un cambiamento, purtroppo non c'è stato l'accordo attorno a
questa proposta politica più che sul nome, e oggi credo che comunque il giudizio dato agli isolani confermi ancora una volta che era necessario e sarà necessario tra 2 settimane proporre una forte proposta di cambiamento agli isolani, un'offerta politica che guarda al futuro, che dia anche una discontinuità sui temi dell'edilizia, dell'urbanistica, mettendo al centro l'ambiente, la sostenibilità e anche le risposte alle fasce giovani della popolazione. Vi devo dire che alla prima lettura dei primi seggi avevano dato Rezzotti vincitore all'80% in seggi che erano... Dimmi Nicola. Devo andare a Padova. Allora facciamo così, facciamo un ulteriore aggiornamento fra poco con Jesolo, così parliamo anche un po' di questa situazione particolare con Jesolo. Allora vedo già le immagini del Santo, di una giornata particolare a Padova, poi andiamo subito con Raffaele Speranzon per capire anche un po' di questa situazione particolare a Jesolo. Insomma, era stata una situazione anomala a suo tempo, ma poi che ha precorso un po' i tempi, questa alleanza particolare PD Forza Italia, e poi adesso invece questa sfida proprio all'interno del centrodestra tra Martin e Rezzotti con Rugolotto, quindi 3 sfidanti. Vedo un'immagine floreale molto bella di Sant'Antonio, non so se abbiamo anche Valentina Visentini in collegamento. Non la sento, è bella l'immagine, molto bella, però non la sento e non la vedo. Allora, lasciamo un attimo le immagini. Di Padova, di Sant'Antonio, torniamo sulla... Mi sentite? Adesso ti sento, perfetto. Allora Valentina, noi stiamo parlando... Qua, la bellissima... Aspetta, stiamo parlando insomma di elezioni, di voti, di una battaglia elettorale, però non possiamo dimenticare che oggi è una giornata molto importante, non solo per i padovani, ma per tutti i fedeli, e cioè la festa di Sant'Antonio. Come sta procedendo? Assolutamente sì, a Padova, oltre alla grande attesa per il risultato politico, oggi è la giornata innanzitutto di Sant'Antonio. Abbiamo deciso di mostrarvi questa bellissima infiorata che riproduce un'effigie di Sant'Antonio, la stessa che è riprodotta nella tela di Campo San Piero, che verrà esposta qui, resterà esposta qui in Basilica fino ad ottobre. Guardate questa bellissima infiorata, perché fra poco, quando uscirà la processione che torna dopo 2 anni di assenza causati dalla pandemia, verrà completamente calpestata e i petali portati in giro per la città in segno di devozione, e quindi adesso ve la facciamo vedere, ma poi appunto vi passerà sopra la processione che proprio dal portone principale della Basilica uscirà alle 6:10 al termine della messa solenne che inizia puntuale alle 15. Tanti fedeli che stanno arrivando e le autorità, perché la messa solenne delle 15 viene partecipata da tantissime autorità cittadine, civili, militari, ma anche appunto le autorità politiche, e quello è il palco da dove tornano poi i discorsi, e da quel palco molto probabilmente parlerà anche Sergio Giordani, che come state raccontando benissimo nella vostra diretta elettorale è in attesa di conoscere i risultati delle amministrative. Oggi grande festa però per Sant'Antonio, che torna con i numeri pre-pandemia, tantissimi i pellegrini che sono arrivati in Basilica fin dalle prime ore di questa mattina, l'apertura delle porte alle 5:30 del mattino, e noi come gruppo Media Nord-Est sul canale Rete Veneta stiamo seguendo l'evento in diretta, raccontandovi tutti gli istanti più emozionanti di questa bellissima giornata. Basilica veramente stracolma di pellegrini a tutte le ore per tutte le messe della giornata. Adesso è in corso la messa delle 15:30, fra poco finirà e poi ci sarà appunto la messa solenne. Tutto si sta preparando per il ritorno della processione, che appunto si svolgerà lungo le strade del centro città, con la città che si è addobbata a festa già da questa settimana, con le effigi di Sant'Antonio, con in mano il giglio,
appese ai palazzi storici della città, tanti padovani ma tantissimi anche i fedeli che arrivano, i pellegrini che arrivano non solo dall'Italia ma anche dall'estero, perché Sant'Antonio è molto conosciuto in tutto il mondo e abbiamo sentito parlare tantissime lingue in questa giornata e visto veramente tantissime persone da tutto il mondo con le loro storie di devozione, insomma una giornata davvero di festa per la città di Padova, quindi non solo dal punto di vista politico ma soprattutto devozionale con la festa di Sant'Antonio. Grazie allora Valentina Visentini e a tutti i colleghi insomma, che stanno raccontando da questa mattina, davvero dall'alba, questa importante giornata e continueranno a farlo fino a tarda sera. Grazie e buon lavoro. Davvero sì, una concomitanza particolare insomma quest'anno davvero. Raffaele Speranzon, mentre magari chiedo alla regia di far vedere un po' di schermate, partiamo da Verona perché dovremmo avere 13 sezioni o comunque siamo a quelle 10 sezioni di cui parlavamo prima, quindi partiamo un attimo dai comuni capoluogo e poi vediamo anche qualche altro risultato degli altri comuni. Verona 38,4%, siamo a 17 sezioni su 263, quindi è tornato leggermente in avanti Tommasi dal 37, era sceso a 37 ma adesso è 38, però Sborina vedete al 32,83 gli è vicino, insomma di 6 punti percentuali, certamente più vicino di quanto non lo fosse negli exit poll. Flavio Tosi al 24,49, questa è la situazione dei tre sfidanti principali. Speranzon, allora come vede Verona? Come dicevano prima i suoi colleghi, è davvero così? Tommasi sparerà tutte le cartucce al primo turno e poi gioco forza verrà sconfitto al ballottaggio perché si troverà alla quadra, sono tutte ipotesi ovviamente di situazioni e strategie varie. Ma guardi, allora innanzitutto a me dispiace constatare che a Verona, così come in tutti gli altri comuni in cui i cittadini hanno avuto l'opportunità di andare a votare, il numero dei votanti è stato in alcuni casi addirittura al di sotto del 50% e in qualche caso ha superato davvero di 1-2 punti percentuali solamente il 50%. E questo è un dato che deve far riflettere moltissimo la classe politica, perché è del tutto evidente che c'è uno scollamento incredibile tra il popolo, che dovrebbe essere rappresentato alla politica, e per l'appunto chi poi si candida a rappresentare gli interessi dei cittadini all'interno dei consigli comunali in qualità di sindaco piuttosto che come amministratore. Questa è una cosa molto grave, al di là dei risultati legati alle singole liste, perché vuol dire che se c'è un 50% di persone che decide di non andare a esprimere il proprio voto, non credo che lo faccia perché non vuole esercitare un proprio diritto o perché non ritenga un dovere esprimere una preferenza. Credo che sia profondamente sfiduciato nei confronti della politica, che evidentemente in questi anni non ha saputo rispondere a quelli che sono i bisogni, le esigenze, e magari in qualche occasione ha anche ha preso in giro, preso per i fondelli. Quindi lei dice, perché questo discorso si fa sempre di solito quando si parla delle elezioni, diciamo, nazionali. Di solito non si fa quando si parla delle elezioni comunali. Infatti, quindi anche nel territorio secondo me la gente è sfiduciata. Questo è strano, perché normalmente alle elezioni comunali il numero di partecipanti al voto è maggiore, se non fosse per il fatto che il numero di candidati anche è notevole. Ci sono tantissime liste e ciascuna lista è composta da tanti candidati, per cui all'interno di una comunità cittadina ci sono persone che comunque durante la campagna elettorale cercano comunque di trascinare gli elettori ad andare a esprimere una preferenza, un voto. Il fatto che questa cosa non abbia funzionato è davvero un pessimo segnale rispetto allo scollamento che in questo momento c'è ed è evidente tra la gente, quella che in questo momento si preoccupa di capire quanto dovrà pagare le bollette, quanto costa la benzina, e la classe politica che, anche se soprattutto a livello locale certamente non colpevole rispetto a quelli che sono i problemi macroscopici che sta vivendo la nostra società, paga questo enorme malcontento da parte dei cittadini. Per quanto riguarda Verona,
mi pare che rispetto agli exit poll di ieri sera, che davano un sostanziale testa a testa tra Sboarina e Tosi e una vittoria non al primo turno ovviamente, ma un 14-15 punti di vantaggio da parte di Tommasi al primo turno, mi pare che sia fortemente ridimensionata. È chiaro che laddove il centrodestra non riesce a trovare al primo turno l'unità, diventa difficile pensare di vincere al primo turno e quindi bisogna cercare di ricucire quelli che sono stati degli strappi e mettere in condizione gli elettori di centrodestra, che anche a Verona sono largamente maggioritari, e basta vedere i dati che lei ha mostrato poco fa, riferiti seppur solo a 17 sezioni su 264, ma non c'è dubbio che gli elettori di Verona, la stragrande maggioranza degli elettori di Verona, non vogliono vedere il Partito Democratico alla guida della città, e quindi credo che al secondo turno riusciranno a convergere nella figura di Sboarina, sperando che ci sia anche una convergenza da parte dei partiti e delle forze politiche del centrodestra, perché se vogliamo una parte importante del disorientamento che ha determinato anche un crollo nella partecipazione al voto è determinata dal comportamento un po' ondivago da parte di molte forze politiche. Eh sì, perché poi è quello che poi la gente non capisce, no? Queste strategie varie. Vedo già in collegamento, volevo solo capire se abbiamo Giacomo Possamai, lo vedevo prima in settaggio. Come? Perfetto, benissimo, in fase di settaggio audio-video. Allora abbiamo parlato di Verona, andiamo subito a Verona. Cristian Arboit. Anche di tutti gli altri comuni. Sì, Nicola, buongiorno di nuovo a te, ai tuoi ospiti e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Questa volta abbiamo cambiato sede, siamo nel quartier generale di Flavio Tosi in via Flavio Gioia qui a Verona ovviamente. Con me c'è il segretario della lista Fare, Emanuele Tosi, che lo diciamo subito non è parente. No, non sono parente. Lo chiedevamo tutti. No, non sono parente. Allora, cominciamo dai numeri, Nicola, immagino che tu li abbia già dati perché sentivo qualcosa. Siamo a 17 sezioni scrutinate su 265 appunto a Verona, quindi Flavio Tosi è al 24,49%, Federico Sboarina 32,83%, Damiano Tommasi 38,40%, seguono tutti gli altri, Alberto Zelger, Anna Sauto e Paola Barollo. Diciamo che queste 17 sezioni scrutinate confermano anche la seconda proiezione diramata poco fa da Opinio Italia, quindi diciamo che la vera sfida in queste ore è quella tra Federico Sboarina e Flavio Tosi, contro ogni pronostico verrebbe da dire. È così, Emanuele Tosi? Noi eravamo convinti di poter giocarci al ballottaggio, siamo ancora convinti, 17 sezioni sono pochissime, ricordo che 5 anni fa ci davano abbondantemente dietro alla Salemi, Vespa aveva chiuso la trasmissione con il ballottaggio Salemi-Sboarina e poi ci siamo andati noi, quindi aspettiamo, è presto, di certo chi ci dava dal 12 al 15% ha sbagliato tutto, chi ci dava morti ha sbagliato tutto, siamo vivi, siamo qui, siamo in buona salute, qualcuno comunque dovrà passare da noi, perché se andiamo al ballottaggio noi ovviamente, e se non ci andiamo noi qualcuno dovrà venire con un minimo di bagno di umiltà, cosa che non ha fatto negli ultimi anni, a chiederci i voti. Però attendiamo perché può succedere di tutto. In ogni caso quindi devono passare per voi. Sì, siamo assolutamente decisivi, siamo un movimento di centrodestra, è vero che se il centrodestra fosse stato unito avrebbe vinto, ma è vero che un'amministrazione uscente che ha amministrato bene vince al primo turno col 60% come ha fatto Flavio Tosi nel 2012, un'amministrazione uscente che non ha amministrato bene si gioca al ballottaggio col 30%, questa è la differenza, tra il Tosi 1 e Sboarina 1. Ecco, lei dice, quindi la differenza è evidente. Qui possiamo vedere, chiedo a Simone Squarcina, questo è il cartello, diciamo così, elettorale che sosteneva Flavio Tosi, ben 9 liste a sostegno, spicca il simbolo ovviamente di Forza Italia, siamo anche nella sede tra l'altro di Forza Italia, poi per il resto abbiamo tutta una serie di liste anche centriste, civiche. Fare con Flavio Tosi, il nostro ospite è il segretario per l'appunto, Tosi c'è, ama Verona, Michele Croce
Croce e quant'altro, insomma, e poi Forza Italia Berlusconi per Tosi, pensionati, la lista Tosi e la CSU Tosi, quindi insomma questo richiamo all'esperienza teutonica. Sì, noi corravamo con 9 liste contro le 6 di Sborina e le 6 di Tommasi, 8 delle quali sono civiche, una è politica con l'accordo che abbiamo fatto con Forza Italia, vediamo cosa succede, perché tra l'altro il mondo civico è sempre difficile da testare, fanno fatica gli exit poll, i dati che arrivano anche 5 anni fa ci davano abbondantemente indietro, mentre poi abbiamo chiuso a tarda notte il ballottaggio, quindi attendiamo, perché 17 su 260 seggi sono pochissimi. Senta, al di là della dinamica cittadina che è importantissima, perché importantissima è la città di Verona, non solo a nord-est, qua ci sono delle dinamiche politiche che rischiano veramente di impazzire. Venerdì sera c'era il centrodestra, perlomeno Meloni, Zaia e Salvini in piazza a sostegno di Sborina. Voi avete Forza Italia, insomma qui il centrodestra rischia di balcanizzarsi. Sì, beh, allora noi siamo più di centrodestra, dall'altra parte c'è più la destra-destra. Certo che se centrodestra è sempre tutto unito, a Verona quantomeno è una terra dove difficilmente perde. È vero che serve un candidato autorevole. Noi abbiamo sempre sostenuto che il candidato autorevole per i 10 anni che ha fatto fosse Flavio Tosi. Pensate un po' cosa i due partiti che hai appena citato, quindi Fratelli d'Italia e Lega, avessero appoggiato Flavio Tosi, probabilmente si vinceva il primo turno. Ecco, un'ultima battuta, Tosi, se Verona virasse a centro-sinistra, no? Sembra ormai una delle ipotesi, no? Perché i dati sono comunque importanti, la colpa sarebbe di chi sarebbe? Chi rimarrebbe con il cerino in mano all'interno del centrodestra alla fine? Beh, allora non è la prima volta, è già successo 20 anni fa quando è stato eletto sindaco Zanotto, e anche allora perché il centrodestra si era diviso, quindi certo la responsabilità ce l'ha il centrodestra se perde a Verona. È vero anche che se candidi un sindaco uscente che da solo dopo 5 anni non arriva a vincere al primo turno, ma è ancora lontano da quel 40% di Damiano Tommasi, quindi qualche responsabilità ce l'hanno anche gli altri, ce li hanno anche gli uscenti, diciamo. Ma quanto c'è in questa sfida che si sta in qualche modo consumando di politico e quanto di personale? Perché insomma i rapporti tra Sborina e Tosi non erano buoni già da tempo. Beh, allora, in politica le divisioni personali si superano, non bisogna votare o allearci con chi ci sta simpatico o antipatico. Qui è proprio una questione noi sentivamo la città e sentivamo che Sborina non era in grado assolutamente di vincere il primo turno. Probabilmente non vincerà nemmeno al ballottaggio, a meno che non ci sia un travaso di voti nostri, sempre che non ci andiamo noi al ballottaggio, perché ripeto è ancora tutto da giocare. Lo ripetiamo, 17 sezioni scrutinate su 265, di solito quelle definitive, quelle decisive anzi, quali sono le sezioni, quelle che hanno un peso maggiore specifico qui a Verona? Arrivano alla fine, arrivano dai quartieri, sono i quartieri quelli che travasano un sacco di voti, le sezioni che finiscono prima sono quelle più piccole, quindi quelle del centro storico, dove tra l'altro di solito è il candidato di centro-sinistra che è avanti rispetto agli altri. I quartieri sono più popolari, Flavio ha un voto personale e popolare, quindi come è successo 5 anni fa potrebbe succedere anche stavolta. Grazie Cristian. Giochi aperti, assolutamente. Grazie a te Nicola, ti restituisco. Grazie Cristian, allora magari la prossima, mi dicevi che Tommasi si vede fra poco, potrebbe essere in giro fra poco Damiano Tommasi? Sì, Damiano Tommasi potrebbe arrivare in sede fra poco. Adesso ci spostiamo allora magari di nuovo verso la sede di Tommasi e poi ritorniamo in municipio, dove dovrebbe arrivare invece Sborina, Federico Sborina. Che si trovava nel Bellunese. Allora, grazie Cristian. In attesa di andare poi anche a Belluno, perché c'è un nubifragio su Belluno in questo momento, sappiamo De Pellegrini è in vantaggio, ma le sezioni sono ancora poche. Poi andiamo anche a Padova per fare il punto della situazione. Intanto volevo capire, in attesa di ricollegarci con Possamai, di fare un quadro anche, visto che i telespettatori lo chiedevano, di qualche comune della Marca trevigiana. Speranzo, cosa risponde insomma all'esponente della compagine di Flavio Tosi? Insomma, se Sborina ha amministrato bene, al primo turno doveva vincere, questo è il concetto.
se il centrodestra è unito si vince. È chiaro che se non c'è la possibilità di esprimere un candidato comune al primo turno, inevitabilmente dividendoci, alla fine chi ne trae vantaggio è chi si contrappone al centrodestra, per cui è il centrosinistra. Ora, quello che mi preoccupa di più è quello che succederà dopo. Ora, fra 15 giorni, fra 14 giorni, 13 anzi, ci sarà il ballottaggio a Verona e voglio ben sperare che, a prescindere da quale sarà il candidato di centrodestra che arriverà al ballottaggio, ci sia il pieno sostegno da parte di tutte le forze politiche di centrodestra per impedire che a Verona vada a governare il Partito Democratico. Ecco, se c'è una cosa che caratterizza Fratelli d'Italia è che noi comunque saremo sempre e comunque a sostegno di qualsiasi alternativa al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle. Vogliamo sperare che anche Forza Italia a Verona faccia la scelta che riteniamo figlia anche di quello che è l'interesse dei suoi elettori e della volontà dei suoi elettori. Si definiscono per l'appunto una forza politica di centrodestra e c'è una bellissima occasione per dimostrarlo fra pochi giorni. Ovviamente vedremo poi per poter commentare in modo compiuto l'esito delle elezioni di Verona, dovremmo aspettare ancora qualche sezione. È vero che in questo momento, guardando i dati reali, è più vicino Sboarina a Tommasi di quanto lo sia Tosi a Sboarina, e quindi insomma mi pare che la lotta in questo momento sia più tra Sboarina e Tommasi per capire quale sarà il candidato che ha ricevuto il maggior numero di consensi al primo turno. Dopodiché, ripeto, io credo che ci sia ampio margine per ricucire eventualmente quegli strappi che spero anch'io non siano figli di ragioni personalistiche pur legittime che possono esserci rispetto proprio al carattere dei due candidati sindaco, insomma, a qualche mal di pancia determinato da quello che è stata la gestione in questi 5 anni dei rapporti tra queste due sicuramente importanti personalità della città di Verona, e che possano trovare appunto un minimo comune denominatore che li metta in condizione di poter governare assieme nei prossimi 5 anni, nell'interesse ovviamente dei cittadini di Verona. Allora, Giacomo Possamai, Partito Democratico, in collegamento, lo vedo in Skype. Buon pomeriggio Possamai, e fra poco, lo dico ai telespettatori, facciamo vedere un po' di sindaci della Marca trevigiana. Nel frattempo la situazione a Padova, con 6 sezioni scrutinate su 206 di Giordani al 57%, sta già parlando da vincitore Giordani, quindi fra poco ci colleghiamo subito con Padova, dove pare quasi ormai definitiva la vittoria di Giordani al primo turno. Insomma, ci si sta avviando verso la vittoria di Giordani al primo turno. Possamai, allora, un primo commento molto veloce su quello che si diceva prima, la disaffezione anche nelle elezioni amministrative della gente, forse un segnale particolare, si aveva già forse per le elezioni politiche ma non per le amministrative, e poi un po' quello che sta accadendo tra Verona, Padova e Belluno. A Belluno si sconta un po' l'esatto opposto di quello che sta succedendo a Verona, cioè un centro-sinistra che non va unito e che probabilmente potrebbe perdere la città, una roccaforte storica. Possamai. Sì, sicuramente il dato dell'affluenza è preoccupante, anche se storicamente alle amministrative si vota di meno rispetto alle politiche in termini percentuali, però il dato di ieri è sicuramente un dato basso rispetto alla storia. È vero che si votava in un giorno solo e che si votava in un giorno francamente in cui in molti hanno preferito andare al mare visto la temperatura e vista la stagione, però è sicuramente un dato preoccupante e che fa riflettere. Devo dire però insomma che i dati che arrivano da Verona e da Padova, da Belluno vediamo, dopodiché è evidente che i due grandi test elettorali per dimensioni e per storia delle due città in Veneto erano Padova e Verona, sono impressionanti, sono veramente favorevoli insomma al centrosinistra. A Padova c'è questa riconferma schiacciante di Giordani, quasi con il 60%. Su Padova è già stata dichiarata insomma sostanzialmente la vittoria. Vedevo che U-Trend, che insomma è il più importante istituto nazionale di rilevazioni statistiche, ha già dichiarato vincitore Giordani. E su Verona onestamente il risultato va al di là di ogni aspettativa, nel senso che ci aspettavamo di andare
al ballottaggio. Tommasi ha fatto una bella campagna, non pensavamo certamente di andarci in testa e con un margine su un sindaco uscente che evidentemente è stato sonoramente bocciato. Rispetto a quello che diceva Speranzon, io credo che ci sia un problema, ed è che Tosi ha fatto una campagna feroce contro il sindaco uscente, ma letteralmente feroce. Io ho avuto la possibilità di fare un po' di appuntamenti di campagna elettorale a Verona e Tosi era molto più duro come giudizio sul sindaco attuale di Verona, su Sborina, di quanto non lo fosse il candidato del centro-sinistra. Per cui da un lato penso sia difficile che possa andare ad appoggiarlo, ma al di là di questo penso che i cittadini che hanno scelto di votare per Tosi al primo turno hanno scelto un candidato che ha detto in maniera evidente che questi 5 anni di Sborina sono stati clamorosamente fallimentari. Che in queste 2 settimane cambino completamente opinione e vadano a votare il sindaco uscente mi sembra difficile. Aggiungo un ulteriore elemento: in una città come Verona, storicamente di centrodestra, un sindaco uscente come Sborina, che per 5 anni ha governato, appoggiato da Lega e Fratelli d'Italia, che fatica a raggiungere il 30%, è davvero un sindaco in grandissima, enorme difficoltà e su cui i cittadini si sono sostanzialmente già espressi, per cui il ballottaggio è un'altra partita, sarà dura, si riparte da zero, però davvero ci fa molto molto ben sperare questo dato del primo turno. Allora, intanto ci ha raggiunto, lo ringrazio, l'onorevole Gian Antonio D'Arero, parlamentare della Lega. Buon pomeriggio. Allora, cosa dici? Non so niente, non voglio sapere niente. Aspettate, perché questa è la voce di Sergio Giordani, che adesso vi facciamo sentire un contributo che è stato raccolto poco fa da Federico Fusetti, perché già si comincia a parlare di Giordani che vincitore. Ovviamente siamo a 6 sezioni su 206, ma come sapete lo scrutinio ufficiale è una cosa, poi ci sono ovviamente il lavoro nelle sezioni e pare che il distacco sia quasi incolmabile con Pechino. Allora, Darè, cosa ci può dire? Chiaramente sta guardando tutti i risultati, adesso diamo anche quelli della Marca Trevigiana, un veloce flash sui tre capoluoghi. Allora, Verona con questa forbice che si sta un po' assottigliando tra Tommasi, che comunque è in vantaggio, e Sborina con l'incognita Tosi, e un Belluno invece che pare stia andando verso la vittoria al primo turno del Pellegrini, o comunque ha una situazione molto simile, e Padova invece con una vittoria quasi al primo turno, insomma quasi concreta, anche se non ufficiale, insomma. Allora, qual è dei tre è il risultato che più la sorprende e più le fa pensare? Bah, diciamo che Verona, che è quello che sento dai media, è quella, diciamo, la più enfatizzato, cioè un risultato straordinario del centrodestra, del centrosinistra. Non è così, perché i sondaggi sia da una parte che dall'altra dicevano questo. È chiaro che se noi adesso non so le percentuali, non so quanti siano i seggi scritturali, cioè così come sono adesso le percentuali, diciamo, tra i tre contendenti principali. Guardi, lo faccio vedere subito, se chiedo alla regia se riesce a mandare la schermata di Verona, così la commentiamo. Tommasi è sotto il 40%. Sì, è sul 38%, eccolo qua, 39. Lo vediamo, 39% adesso, con 23 sezioni scrutinate. Questi sono i tre principali, insomma, Sborina, Tommasi e Tosi. Quindi sì, ma come si vede c'è un 50%, un 55% del centrodestra, dall'altra parte c'è il 39-40% del centrosinistra, che è comunque il risultato storico, cioè un dato storico della sinistra a Verona. Con Tommasi ha preso qualcosa in più, adesso sul ballottaggio bisognerà andare a parlare con Tosi e cercare di portare, diciamo, l'elettorato di Tosi dalla parte del centrodestra. Di sicuro Tosi non è il centrosinistra. Padova era partita già persa in partenza, secondo lei? Tutti i sondaggi davano vincente Giordani al primo turno, e anche con margini molto importanti. Invece su Belluno la sensazione era buona, Oscar De Pellegrin si era mosso bene, tra l'altro il centrosinistra a Belluno si è spaccato, e quindi questo ha dato e sta favorendo, diciamo, il centrodestra. Un candidato diverso a Padova sarebbe stato diverso secondo lei? Ma le polemiche che si sono susseguite sia su Padova che su Verona sono state delle polemiche perché
probabilmente chi ha scelto i candidati o l'appoggio dei candidati forse lo ha fatto senza confrontarsi tanto con la base, è là che nasce, diciamo, la polemica ma se la vittoria di Giordani era chiara e netta, al di là di qualsiasi candidato valeva la pena correre con un candidato proprio di bandiera e cercare di portare a casa più voti possibili. Adesso non so quanti siano le percentuali di voto di lista, perché qua si giocherà poi il futuro tra Fratelli d'Italia e la Lega, non solo a livello nazionale ma anche nel Veneto. D'accordo, Speranzon? Sì, io credo che alla fine, insomma, la logica, come diceva adesso giustamente Darè, è quella di rispondere a quella che è una richiesta che ci proviene dagli elettori. L'elettore di centrodestra non ha voglia di vedere governare la sinistra, per cui è chiaro che la cosa migliore sarebbe in tutti i comuni metterci in condizione di portare dei rappresentanti uniti che possano, insomma, possano raccogliere i voti di tutta la coalizione. Nel caso di Padova, come ha giustamente Giordani era dato per vittorioso con percentuali bulgare, io leggevo 66-68%, addirittura alcuni sondaggi pubblicati da autorevoli quotidiani, e quindi insomma, si sapeva che era onestamente molto difficile cercare di riuscire a vincere. Credo che Peghin abbia fatto un'ottima campagna elettorale, le forze politiche che l'hanno sostenuto in modo leale e certamente si è fatto il massimo possibile. Se Giordani non dovesse sfondare la quota del 60%, diciamo che già sarebbe una magra consolazione rispetto al fatto che comunque abbiamo tenuto rispetto a un'ipotesi, voglio dire, che avrebbe potuto portare anche a sfiorare il 70%. Per quanto riguarda Verona, si è detto la somma delle forze politiche di centrodestra e la somma dei voti dei due candidati sindaci espressione del centrodestra supera abbondantemente il 50%, mentre, ripeto, a differenza di quello che dicevano i sondaggi di ieri sera, Tommasi è assolutamente al di sotto del 40%. Quindi la lista e le liste a sostegno di Tommasi complessivamente in questo momento, rispetto anche all'aggiornamento che aveva dato lei qualche minuto fa, è intorno al 38,7-38,8%, per cui diciamo che spero che insomma in queste ore che mancano, in questi 13 giorni che mancano al voto a Verona, ci sia la volontà da parte di tutte le forze politiche di centrodestra di trovare l'unità necessaria a garantire e a permettere ai veronesi di non essere amministrati dalla sinistra i prossimi 5 anni. Allora, apriamo la finestra sulla Marca trevigiana perché vedo Lucio Zanato in collegamento da Casale con la nuova sindaca di Casale. Buongiorno, sì, buon esatto. Rieccoci. Siamo a Casale con un festeggiamento, vedi che c'è scritto neo sindaco da lavoro, questa è la sua, diciamo così, nuova mise. Allora, Stefania Golisciani, 46 anni, avvocato, un bambino di 15 mesi e una casa strategica dietro il municipio per riuscire a essere sempre presente. Bene. Allora, partiamo dai dati politici, visto che abbiamo Gian Antonio Darè in studio. Voi avete vinto contro tutto, contro tutti, perché contro di voi c'era Lega, Fratelli d'Italia, PD e Italia Viva, cioè le hanno provate tutte e tutti. Sì. E voi invece siete riusciti a passare, perché siete passati col 48,02%, quindi 2.672 voti contro il 37,49% con 2.086 voti di Lorenzo Biotti, tra l'altro quindi diciamo così della vostra coalizione, quindi un bel papocchio su questa situazione qua a Casale. Sì, ma io sono contentissima perché questa è la dimostrazione, insomma, che i cittadini sono molto più intelligenti di tanti, insomma, giochi politici o quant'altro che noi politici pensiamo di organizzare. Loro vanno al di là e riescono sempre a trovare la verità nelle cose. Ecco, quindi la politica, però il dato di questa politica è tra caduta continua del voto e il risultato che voi portate a casa, i partiti quindi devono ripensarsi, perché qui alla fine, come a Silea, funziona la buona amministrazione indipendentemente dal colore politico. Sì, diciamo che i dati delle amministrative sono un po' diversi da quelli delle politiche, insomma, qui credo che valga più quanto si è fatto in 10 anni, quindi credo che sia una riconferma dovuta anche a tutto il lavoro che è stato fatto nei 10 anni dal sindaco Giuliato. E
E sì, io voglio cominciare proprio da lì, cioè nel senso che sarò il sindaco ovviamente, come ti dice sempre, di tutti, ma soprattutto di quel 50% che non è venuto a votare, quindi spero di fare una politica che li possa riaffezionare alla buona politica. Poi tra l'altro il sindaco mi aveva detto di farle una domanda: quanto ha pesato il fatto che lei viene da Acerra qua? Ma penso zero. Perché qualcuno diceva che forse aveva una domanda, perché poi lo si diceva prima anche con Antonella Tocchetto, poi a Casale il grande tema è quello del polo logistico, no? Quindi con la vittoria di Golisciani, qual è allora l'iter del tema del polo logistico? Allora, innanzitutto voglio dire che su questa tematica penso che abbia vinto la trasparenza. Noi su questo siamo stati trasparenti e i cittadini forse ci hanno premiato anche per questo. E noi aspettiamo di vedere, come ho sempre detto, le prescrizioni che arrivano dalle regioni, e sulla base di quello vedremo appunto come andare avanti. La squadra l'ha già in mente? Ha già creato la sua squadra di governo? Sì, noi già abbiamo insomma una nostra idea su come procedere, però ora ci ragioniamo tutti insieme sempre nello stile democratico che ha sempre caratterizzato la nostra lista di Progetto Casale Futura. Giuliato vice sindaco? Vedremo anche da quello appunto che lui vuole fare e poi anche dagli altri. Ripeto, noi abbiamo sempre fatto tutte le scelte in maniera democratica e penso che la mia candidatura sia la dimostrazione, altrimenti avremmo candidato qualcun altro. Benissimo, grazie. Allora, grazie al nuovo sindaco o sindaca. Preferisce sindaco o sindaca? Ma sindaco. Sindaco. Io allora. sono un italiano, mi piace sentire. Benissimo. Complimenti al nuovo sindaco di Casale sul Sile, grazie anche a Lucio Zanato. Grazie mille. A te la linea. Grazie. Benissimo, allora vediamo velocemente, chiedo alla regia di fare un veloce riepilogo di quello che sappiamo sulla Marca trevigiana, così diamo risposta anche ai nostri telespettatori che ci chiedevano qualcosa sui vari comuni al voto. Cappellamaggiore, la vittoria, il ritorno di Maria Rosa Barazza alla guida del comune col 52,88%. Poi vediamo ancora altri comuni della Marca trevigiana. A Possagno la vittoria di Valerio Favero al 69,91%, praticamente il 70% contro Ivano Zatta. Vediamo ancora altri comuni. A Resana, lo dicevamo prima, insomma era già chiaro dalle prime sezioni, si riconferma Stefano Bosa alla guida del comune, al 13% Loris Mazzorato, Leopoldo Botera all'11,04%. Vediamo ancora, a Silea l'abbiamo visto prima in diretta, la gioia di Rossella Cendron che stravince le elezioni col 70 e 65% contro i due sfidanti. Poi il primo, diciamo, comune ad aver trovato subito il suo vincitore, al di là di quelli con un'unica sezione. La vittoria, come dire, se era stravittoria quella di Rossella Cendron, questa è la vittoria bulgara di Gianangelo Boff, 88,29%. Poi a Trevignano la vittoria di Franco Bolesso al 56,36%. Siamo 9 sezioni su 10, incolmabile il gap tra i due sfidanti. Ecco, per adesso questa è la situazione, insomma, dei comuni della Marca trevigiana. Allora, vedo Ilaria Marchiori a Mira, ma se vedo anche che forse abbiamo Tiziana Bolognani a Belluno, fatemi sapere quando Tiziana Bolognani può essere con noi, con Oscar De Pellegrin, perché è ovviamente una voce importante da sentire. Intanto Ilaria Marchiori a Mira. Sì, eccoci qui, siamo con l'unica candidata sindaco donna qui a Mira, si tratta di Vanna Baldan. Allora, innanzitutto un aggiornamento sui dati che siamo riusciti a vedere fino ad ora, tra le sezioni scrutinate su 35, quindi siamo ancora un po' indietro e al momento danno in vantaggio il sindaco uscente Marco Dori, a seguire Andrea Martellato, poi Vanna Baldan, Luigi Corò e Enrico Carlotto. Vanna Baldan, diciamo al momento siamo a un terzo posto, anche se non vogliamo commentarlo perché ovviamente è troppo presto, però che cosa ne pensa di questo numero, di questi dati che stiamo vedendo finora?
Diciamo che sì, al di là, come è stato detto, dei dati che le sezioni scrutinate sono ancora poche, il dato che mi sento di sottolineare è quello dell'astensionismo che, diciamo così, preoccupa. E quindi faccio un appello anche ai partiti politici. Noi siamo una lista civica, però chiaramente siamo inseriti nella realtà del territoriale e del comune di Mira, e capiamo che c'è bisogno che i partiti politici facciamo un appello in modo che possano così essere più vicini ai cittadini, in modo da ridare fiducia anche per le prossime votazioni. Ecco, intanto stiamo vedendo anche i numeri che riguardano, le percentuali che riguardano gli altri candidati sindaco qui a Mira. Lo ricordiamo, sono 5 in tutto. Com'è stata questa campagna elettorale, Baldan? Forse un po' sottotono, tanta sfiducia, dicevamo, da parte degli elettori. Sfiducia sì, però c'è stata anche voglia di partecipazione. Questa l'abbiamo avvertita anche nel corso dei gazebo e comunque degli incontri con i cittadini, perché hanno bisogno, se c'è una sfiducia da un lato, c'è anche bisogno però di farli partecipare e quindi renderli partecipi della vita amministrativa del comune, per capire anche come loro vedono il proprio comune e cosa vorrebbero fare. Quindi se da un lato sfiducia, la speranza è che appunto si cerchi di captare quelle che sono le esigenze dei cittadini, coinvolgendoli. È stata una campagna elettorale, devo dire, impegnativa. Per noi, per me è soddisfacente, in quanto i contatti con i cittadini meresi sono stati un arricchimento per quanto mi riguarda, perché sono 16 anni che faccio politica a Mira e c'è sempre la voglia di capire che cosa i concittadini hanno bisogno, quali sono le esigenze. Benissimo, grazie. Devo andare a Belluno, Ilaria. Più tardi, grazie Ilaria Marchiori. Allora dovremmo collegarci a Belluno perché Tiziana Bolognani ha vicino a sé Oscar De Pellegrin. Allora Tiziana. Sì, Nicola, abbiamo superato la tempesta, c'è stato un fortunale su Belluno e devo dire che questo fortunale ha allagato parzialmente anche la scolteria di Oscar De Pellegrin, si sta spazzando l'acqua fuori, adesso finalmente il tempo forse sta diventando un po' più clemente. Insomma, potrebbe essere una tempesta di buon auspicio per De Pellegrin, perché a valanga i voti si stanno registrando nelle sezioni nei suoi confronti. Sì, questi dati che arrivano sono confortanti, mi fa davvero piacere, però ecco, da persona come sono abituato, ecco, non mi faccio nessuna illusione, aspettiamo la fine e poi sarà quel che sarà, sono pronto a qualsiasi risultato sicuramente. Questo è, come dire, la dimostrazione, però dobbiamo dircelo chiaramente, la dimostrazione non solo della fiducia che i cittadini bellunesi hanno riposto sulla sua persona, ma anche su ciò che lei rappresenta oggi e ha rappresentato nello sport in passato. Ma questo è sicuramente una sensazione piacevole, segno che i cittadini, spero, ecco, si ricordino di quello che ho fatto, ma soprattutto voglio pensare che abbiano così percepito, ecco, che anche nell'amministrare una città l'esperienza che ho fatto e anche tutta la squadra che ho attorno la ritengano, ecco, sicuramente all'altezza per fare un buon lavoro su questa città. Ecco, lei ha per l'appunto invitato, soprattutto negli ultimi giorni, i cittadini bellunesi ad andare a votare per qualsiasi candidato, ma il suo è stato un appello sincero al voto. Così però non è stato, perché in città abbiamo registrato un'affluenza veramente bassa, la più bassa forse nella storia delle elezioni amministrative. Come la commenta? Sì, sicuramente i dati dell'affluenza non sono così confortanti, ma io credo che questi vanno analizzati con calma, perché ci possono essere sicuramente molte
molte varianti, quindi su questo è un po' difficile adesso, a 24 ore nemmeno dalla chiusura di seggi, capire la causa. Però comunque ecco, anche vedendo l'affluenza di vari seggi, alcuni sono molto alti, alcuni sono molto bassi, quindi anche in confronto della media nazionale siamo un po' sicuramente sotto, però analizzeremo con calma quello che è successo. Ecco, se così il voto continuerà ad affermarsi, lei potrebbe diventare il sindaco del comune capoluogo e del capoluogo di una provincia che nel 2026 ospiterà Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. Lei ha tenuto molto durante la campagna elettorale a sottolineare il significato che le Olimpiadi, il significato sportivo delle Olimpiadi, che non debbono essere solo le Olimpiadi di Cortina ma le Olimpiadi di tutta la provincia e soprattutto di Belluno. Sì, io la vedo come una grande opportunità, ecco, è un treno che passa e passa dopo tantissimi anni, quindi 70 anni ora, chissà quando ripasserà, quindi bisogna che il capoluogo insieme alla provincia, tutti gli enti preposti siano pronti ad accogliere e sfruttare sicuramente questa opportunità. E sul discorso di prima del voto, io ho sempre detto ai cittadini, credo che si siano fatti veramente la loro idea sui 3 candidati, quindi è giusto, io dico che se andavano a votare come sono andati, magari non come sperato, però il loro voto è importante, è Belluno che vince, cioè i cittadini hanno sempre ragione, è la forma più democratica e quindi chi sarà saprà gestire questa città. Io credo che una buona percezione c'è stata, adesso vedremo la fine della conta di questi dati di oggi. Io sto notando però un self-control che è davvero encomiabile, ammirabile. De Pellegrini, è lo stesso, immagino, self-control che lei ha tenuto anche nei campi di gara. Ma sì, guarda, il mio obiettivo era comunque di portare le mie idee, le idee di questa grande squadra che abbiamo, coalizione che abbiamo messo insieme in questo anno, quindi un'espressione di idee comuni di cittadini che hanno voluto mettere la propria esperienza. Quindi una volta dato il massimo, e io le dico che venerdì sera, quando è stata chiusa così la campagna elettorale, quindi c'era il silenzio elettorale, guardandomi all'interno come sono abituato, mi sono detto: hai fatto il possibile, sei stato rispettoso con i tuoi avversari? Sì, e allora da lì io sono l'uomo più tranquillo del mondo, come ho già affrontato tanti altri di questi momenti, magari in condizioni diverse, in palcoscenici diversi, ma è giusto così. Io credo che in questa competizione, se si può chiamare competizione, i cittadini hanno ragione, quindi quello che decidono noi aspetteremo con calma e tranquillità, e se sarà la volta che saremo chiamati saremo pronti anche a dare una risposta. Se non sarà così saremo comunque a disposizione della città, l'ho detto in tutta la campagna, lo ripeto anche oggi. Potrebbe però essere la freccia più importante che lei scocca dal suo arco in questo momento? Ma non è la prima volta e se succede ancora sarò pronto a scoccarla, quindi assolutamente con la massima consapevolezza di essere capace di scoccarla. E lei ha avuto, nel frattempo cominciano ad arrivare, anzi continuano ad arrivare i risultati dalle varie sezioni che continuano a premiare abbondantemente sopra il 50% la sua persona. Diciamo che lei è sostenuto da 2 liste civiche e da Fratelli d'Italia e dalla Lega, una coalizione che, contrariamente a quanto accaduto in altri capoluoghi, lei è riuscito a tenere compatta. Lei è stato, come dire, l'espressione di un centrodestra unito. Sì, io di questo ne sono orgoglioso e credo che qui la ricetta è l'onestà, la trasparenza, la voglia veramente di dedicarsi a questa città. Quindi io dico, da tutto il cuore civico, da tutti i partiti di centrodestra hanno rispettato queste regole che abbiamo dettato fin dall'inizio, e forse è sicuramente per questo motivo che siamo stati uniti fino adesso, lo sapremo ancora di più anche in futuro. Anche oggi è la dimostrazione che siamo qui in ascolteria, ma ci sono tutti che ruotano, perché tutti hanno la tensione dentro
dentro, e è bello vedere questi sorrisi e aspettare un risultato veramente sempre col sorriso in bocca. Grazie Oscar. Nicola, se hai delle domande. No, sei stato esauriente, grazie davvero. Allora ci ricolleghiamo più tardi, così aggiorneremo anche i risultati, però insomma seppure le sezioni non sono ancora tante, la tendenza è veramente quella di una vittoria che potrebbe arrivare al primo turno. Ecco, il saluto degli ospiti qui. Volevo sentire un attimo e poi vediamo subito le prime dichiarazioni di Sergio Giordani. Vorrei andare a vedere le percentuali anche degli altri comuni, visto che restiamo nel bellunese, di Belluno, della provincia di Belluno. Vorrei vedere Cortina, Auronzo, Feltre. Allora, se chiedo la regia e a Francesco Ceroni in particolare, ecco qua. A Cortina d'Ampezzo 3 sezioni su 6, quindi siamo a metà, e vedete c'è Gianluca Lorenzi al 35%, seguito da Gianpietro Ghedina al 27,3%, Roberta De Zanna al 24% e Roberto Pompanin al 13%, e quindi è un gap di 8 punti percentuali che è da rimontare in 3 sezioni, ed è complicato per il sindaco uscente Gianpietro Ghedina. Poi ancora, quindi peraltro la località delle future Olimpiadi invernali 2026, vediamo ancora Auronzo di Cadore con la vittoria schiacciante di Dario Verceglio Galeno, che sconfigge la sindaca uscente Tatiana Pais-Becker con un eloquente 74,28 contro il 25,72%. A Ceso Maggiore sapevamo la vittoria, la conferma del quorum del 40%, e quindi l'unico candidato sindaco presente, Carlo Zanella. Poi ecco, se ci sono solo gli altri, ecco, quindi sono gli altri sindaci con la lista unica. Bene, allora posso fare, certo, ho avuto qualche informazione. Allora, voglio fare le congratulazioni a Valeria Mantovan, che è diventata sindaco del comune di Portoviro con un successo incredibile, certo. Anche lì centrodestra unito, e anche Luciano Betteto del comune di Salzano, che anche lui con un bel successo. Adesso facciamo così, dico già al nostro Francesco Ceron che magari dopo la pubblicità facciamo vedere anche un riepilogo di Venezia. Prima della pubblicità però volevo andare da Giacomo Possamai, perché Possamai, questo risultato, il risultato che di cui commentavamo con Oscar De Pellegrin, è un risultato che potrebbe essere storico davvero per il centrodestra a Belluno, ma che sconta una divisione del centro-sinistra. Insomma, se non ci fosse stata forse quella divisione, le cose sarebbero andate diversamente. È la stessa cosa che si dice per Verona. No, scusa, se posso permettermi. Allora, in questo momento Oscar De Pellegrin è accreditato del 57,91, cioè del 58% dei voti ai bellunesi, per cui sinistra unita o divisa, in questo momento a Belluno ci sono il 58% dei bellunesi che comunque hanno scelto Oscar De Pellegrin. Sarebbe diversa rispetto alla situazione di Verona. Però insomma, diciamo, la storia è una storia precedentemente al voto, è quella insomma di una divisione che forse non ha fatto bene. Immagino che non abbia fatto bene. L'analisi del centro-sinistra qual è? Sicuramente non ha fatto bene. Attenzione che ricordo che Belluno non era governata dal PD o comunque dal centro-sinistra classico, ma c'era una lista civica, il PD era l'opposizione, quindi nel senso lo sottolineo perché altrimenti si falsa la lettura del dato. Diciamo l'ala progressista, chiamiamola così. C'era una lista civica, ma erano all'opposizione sia al centrodestra che al centrosinistra. Una lista civica sicuramente più ideale di centrosinistra, però è per dire le cose come stanno. Evidentemente lì ha pesato se andrà così, perché in realtà lì guardavo adesso i dati sul sito del comune di Belluno, è al 51 e mancano ancora tanti seggi. Probabilmente insomma è possibile che venga confermata la vittoria del primo turno, ma è sul filo. Devo, scusatemi, invece correggere o comunque insomma dare un'opinione diversa rispetto a quello che diceva Speranzon prima su Verona, per 2 motivi. Uno, in realtà non c'era nessun sondaggio che dava a Tommasi 10 punti sopra Sborina al primo turno. È un dato che o forse Tori D'Arè, non mi ricordo chi dei due l'ha detto, ma 10 punti sopra nessuno, in praticamente nessun sondaggio Tommasi era davanti. E attenzione che anche rispetto a quello che
che è uscito ieri sera, Tommasi è molto alto, perché gli exit poll davano Tommasi tra il 37 e il 41 e ho davanti agli occhi l'ultimo dato che c'è sul sito del Comune di Verona, che ha un po' di sezioni in più rispetto a quello che avete mostrato insieme, perché ne ha 50 e Tommasi al 39,8, quindi al 40% pieno. Quindi insomma su Verona c'è un dato impressionante e credo che non vada negato. Dopodiché sono assolutamente d'accordo sul fatto che il secondo turno è un'altra partita e quindi vediamo come andrà. Però è una botta impressionante, perché parliamo di un sindaco uscente, cioè Sboarina è un sindaco che ha governato in questi 5 anni e su cui evidentemente la città ha dato il suo responso. Speranzone, poi Darè. Guardi, io insisto nel sottolineare una cosa: a Verona, che sia il 39,5 come in questo momento, il 39,8 come dice Giacomo Possamai, la sinistra tutta unita ha trovato nel candidato Tommasi il proprio punto di riferimento e ha raccolto il voto di circa 4 veronesi su 10, ovviamente tra quelli che sono andati a votare. Il centrodestra nel suo complesso ha avuto il voto del 55%, e anche qualcosina in più del 55%, per cui sicuramente è abbondantemente avanti il centrodestra. È chiaro, in questo momento qui siamo in una fase che è legata al primo turno, sapevamo certamente che era impossibile vincere al primo turno. Ricordo che Sboarina 5 anni fa aveva preso, mi pare, al primo turno il 26-27%, quindi rispetto a 5 anni fa Sboarina comunque è... Posso, Nicola? Scusami, sì, una cosa. Facciamo finire. No, volevo solo dire che Salvini, che non è il segretario di partito di Speranzone ma è il segretario del partito di Darè, una settimana fa è andato a Verona e ha annunciato a tutti che Sboarina avrebbe vinto il primo turno, perché in realtà perlomeno nella testa di Salvini le premesse erano completamente diverse. Vabbè, le campagne, allora in campagna elettorale tutti giustamente i segretari di partito cercano di trainare i candidati di coalizione e cercano anche di rincuorare le truppe, quindi ci sta, al di là di quello che dicono i segretari di partito in campagna elettorale. Ieri sera, l'exit poll di ieri sera davano una forbice tra Sboarina e Tommasi superiore rispetto a quella che vediamo oggi confermata, e soprattutto dicevano che Sboarina e Tosi erano sostanzialmente sullo stesso livello di consenso. Invece oggi vediamo che Sboarina è più alto rispetto al dato che veniva dato dagli exit poll, che Tosi è un po' più indietro, e che sostanzialmente la differenza tra il primo e il secondo posto, diciamo, in questo momento è di circa 7 punti e mezzo, 8 forse punti percentuali, abbondantemente recuperabili se il centrodestra al secondo turno saprà ritrovare l'unità. Allora, devo lanciare la pubblicità perché altrimenti mi sparano dalla regia, e poi andiamo subito da Gian Antonio Darè e poi vediamo anche le dichiarazioni di Sergio Giordani. Pubblicità.